minaccia dei Saints per cercare di fermare la marcia del Pordenone capolista. Possiamo introdurre così, scomodando il celebre inno jazz del sud degli Stati Uniti, l'incontro che ci accingiamo a seguire con voi e per voi dal Palaflora per questa quarta giornata del campionato di Serie 2 Elite 2025-2026. Neroverdi a momento primi in classifica con 7 punti, unica squadra imbattuta al pari, oltre che del Real Fabbrica di Roma, degli stessi Saints Milano, che al momento hanno però raccolto solo pareggi. Da Stefano Crocicchia un benvenuto a questa diretta. Squadre pronte a scendere in campo fra pochi istanti sulle note dell'inno della divisione calcio a 5. Nel frattempo noi ci prendiamo avanti e diamo lettura delle formazioni che stanno in questo momento scendendo in campo sotto la direzione del primo arbitro Marco Lupo di Palermo, del secondo Gianluigi Squilletti di Campobasso e del cronometrista Andrea Gobbo di Mestre. Cominciamo dai padroni di casa del Pordenone, che giocheranno nel quintetto base con Vascello fra i pali, Gergele come centrale, come laterali Thomas Minatel e Enrico Zanolin e come pivot Tilen Stendler. A disposizione per mister Marco Orvatin il numero 2 Luca Leo, il numero 4 Roberto Micla, il numero 5 Edoardo Della Bianca, il numero 9 Jean Coren, il numero 17 Filippo Morson, il numero 20 Nicolò Bigaran e il numero 21 Matteo Catto. Per mister Marzio Moratelli, per i Saints Milano invece abbiamo fra i pali Norbert Marc Solosi, davanti a lui Nicola Spineiro come centrale, e dopodiché abbiamo come laterali Cristian Marazzi, Matteus Rochechani e come pivot Riccardo Milani. A disposizione di mister Marzio Moratelli, dicevamo, Ivan Capelli con il numero 1, Sampaio Joaquin Oscar con il numero 8, Adrián Sanchez con il numero 10, Thomas Mauri con il numero 20, Gilberto Perego con il numero 22, Gianluca Claps con il numero 23 e Lorenzo Magistrelli Mirti con il numero 26. Siamo nelle battute iniziali di questo pre-partita, con le formalità di rito da parte di entrambe le squadre. Gli arbitri controllano lo stato delle reti. Nel frattempo continuiamo nella nostra introduzione a questo incontro che, diciamo, vede appunto il Pordenone un po' a sorpresa, per la verità, capolista in solitaria di questo girone. Pordenone che ha cambiato tanto durante l'estate, ma che ha uno zoccolo duro di giocatori che finora hanno ben figurato nonostante le assenze che oggi vedranno appunto annoverati Bortolin e Langella. Bortolin vice capitano, 13 gol nella passata stagione, 3 in questa. Rientra invece nel roster di mister Marco Orvatin Thomas Minatel, fermato dall'influenza nel precedente turno, finora capocannoniere con 5 reti. Per quanto riguarda i Saints Milano invece tutto il roster a disposizione di mister Marzio Moratelli, che a sua volta ha cambiato molti giocatori nel corso di quest'estate, e oltre ai giocatori lo stesso tecnico, ex Lecco. Si partirà con il calcio di inizio per la parte del Pordenone. Vediamo Tilen Stendler sul pallone. E partiti ora. Gergele cerca sulla sinistra Minatel, ancora Gergele che rischia qui sulla pressione avversaria. Ora recupera palla con Pineiro che va subito al tiro e subito scheggia il secondo palo con una conclusione a giro sporcata, però a giudicare dall'assegnazione del corner da Marco Vascello, che quindi dopo soli 14 secondi è chiamato al primo intervento. Avvio dirompente da parte dei Saints Milano, che ora provano nuovamente a cercare la porta di Marco Vascello. Sfera fuori nel frattempo su questo tentativo di Matteus. Si ripartirà con una rimessa laterale per Zanolin. Gergele, ancora Zanolin verso Minatel che cerca poi in avanti ma è fuori questo suo tentativo in parallela per Gergele. Si riparte con una rimessa in capo ai Saints Milano con Cristian Marazzi. Milani, Capitan Milani, uno dei prodotti del vivaio dei Saints e anche uno dei pochi rimasti dalla passata stagione.
rimessa del Pordenone con Minatel, quindi Gurgel ancora per Minatel per Gurgel, ancora Minatel, cerca l'imbucata, facile la preda di Matteus, poi però ancora il Pordenone con Stender che ora prova il dai e vai con Minatel, non arriva però il compagno, arrivano invece le mani di Solosi che rimette subito in gioco per Marazzi che perde la sfera sull'attacco di Minatel. Ora Gurgel, Minatel ancora Gurgel che cerca di passare centralmente, non ce la fa, riparte il Chase con Marazzi, ora verso Matteus, copre l'uscita della sfera Capitan Vascello che rilancia subito lungo alla ricerca di Stendler, lo stop preciso però impreciso, pardon, recupera Pineiro, poi siamo nuovamente dalle parti del numero 1 nero-verde, quindi Zanolin in avanti per Stender, anticipato da Pineiro, e ancora del Pordenone però la sfera con Zanolin che salta Milani, allarga per Minatello, un po' indietro il passaggio in questo caso, prova a girarsi Milani, murato dalla retroguardia ospite. Pineiro per Matteus, ancora Pineiro impreciso qui, lungo un po' il passaggio, chiude Zanolin, si riparte da una rimessa laterale. Milani sul pallone, l'arbitro richiama indietro di qualche metro. Milani dietro per Pineiro, quindi la sfera arriva a Marazzi, ancora Pineiro, ancora Marazzi, pressato da Minatel, riesce a fuggire sull'out di sinistra ma è fuori la sfera. Rimessa di Minatel per Gurgel. Zanolin alla sua terza da titolare nel quintetto iniziale in classe 2007 del Pordenone. Ora Gurgel cerca Minatel indietro in orizzontale per Stendler, ancora verso Gurgel contro Matteus, temporeggia il numero 9, il numero 6 sloveno, per ora prova ad allargarsi, riesce in qualche modo a eludere, salvo poi rinvenire Matteus su rimessa, quindi la conclusione deviata ora da parte di Zanolin, sarà corner con Minatel sul pallone mentre sale il tifo dei sostenitori neroverdi. Minatel indietro per Zanolin, prova la botta alta, primo vero tentativo del Pordenone in questo caso, poche preoccupazioni per Norbert Solosi, ritornato ai Saints dopo 5 stagioni, lui che aveva calcato il parquet di Merate per diverse annate in precedenza. Marazzi alla battuta di rimessa per Pineiro, cerca in avanti Matteus, fuori però no, non fuori, era buona la sfera, troppo facile però per Vascello. Minatel contro Marazzi, cerca Koren, nel frattempo subentrato, rischio qui però sulla pressione di Matteus, si arrabbia mister Vatin, cambio di rimessa comandato dal secondo arbitro Squilletti di Campobasso. Milani alla battuta all'indietro per Pineiro verso Marazzi ancora per Pineiro, quindi nuovamente Marazzi che cerca di andare via fra due uomini, ora si chiude il triangolo con Milani ma è superlativa l'uscita a croce di Vascello sul tentativo di Marazzi, che ora proverà a far ripartire l'offensiva dal calcio d'angolo. All'indietro per Pineiro, la botta e il vantaggio dei Saints Milano, micidiale a 2,55 questo colpo di Pineiro che non a caso mima poi una fucilata nell'esultanza. Si sblocca quindi il parziale a 2,55, Saints in avanti con questa conclusione sotto l'incrocio dei pali di Pineiro. In svantaggio dunque il Pordenone dopo questo avvio dei Saints, che per la verità era stata una gara finora piuttosto equilibrata. L'accelerazione improvvisa su questa palla inattiva ha
sbloccato la contesa. Ancora i Saints ora che manovrano. Pineiro cerca di chiudere il triangolo con Matteo cerca di chiudere il triangolo con Pineiro. È uscita però la sfera. Rimessa di Pineiro per Milani sulla fascia opposta. Milani contro Zanolin, non lo lascia sfuggire il giovane laterale del Pordenone. Ora rimessa di Milani dritta proprio sul numero 19 nero-verde. Milani per Pineiro, gli ruba la sfera Zanolin, bravo in questa occasione, poi però è costretto ad allargarsi, chiedono una spinta i sostenitori del Pordenone. Qui l'esperienza di Pineiro sicuramente prevalso dopo un primo momento di incertezza nell'essersi fatto soffiare la sfera. Ora avanza Solosi che sbaglia qui però il passaggio per Milani, per sua fortuna era troppo arretrato Zanolin per poter intervenire. Ora proprio lui sulla sfera, Zanolin sulla sinistra, chiuso dal raddoppio di Pineiro. Lamenta una rimessa non assegnata a Milani, la sfera del Pordenone che ora prova a ripartire da Koren. Largo sulla destra per Minatel che perde la sfera, poi esce bene dal contrasto Marazzi che allarga per Matteus. Palo di Matteus. Palo di Matteus a 4,09. Cominciano ad essere sicuramente più favorevoli anche le statistiche ai Saints, che inizialmente avevano sbloccato con Pineiro a 2,55 e ora siamo già al terzo legno per la verità, perché c'era stata una prima conclusione a inizio partita da parte di Matteus, se non ricordiamo male, che però aveva lambito a malapena il palo. Ora il numero 10 Sanchez, appena entrato, prova a concludere verso la porta di Vascello, un po' velleitaria questa conclusione, ma più che sufficiente a guadagnare un calcio d'angolo. Angolo di Milani, rimessa fuori la sfera da Della Bianca, un altro subentrato in questa fase di gioco assieme a Filippo Morson, l'altro 2007 dall'alto minutaggio in questa prima fase di stagione per mister Marco Orvatin. Rimessa di Milani che cerca Mauri, sono cambiati gli effettivi da entrambe le parti. Dei Saints solo Matteus è rimasto al momento del quintetto iniziale, mentre per quanto riguarda il Pordenone solo Tilenstender, invariati dunque i pivot. Allora, rimessa per il Pordenone con Morson verso Della Bianca, Koren contro Milani. Avanza al piano Koren, poi prova la specialità dalla distanza. Serve un piattone di Solosi a chiudere lo specchio. Conclusione potente, piuttosto centrale, ma comunque dalla distanza aveva dei compagni davanti. Solosi, bravo quindi nell'intervento. Morson prova ad andare via sulla destra, lo chiude Mauri. Non riesce a trovare in questa fase dell'incontro la corretta impostazione il Pordenone per poter incutere realmente timori alla formazione lombarda. È entrato Gergely nel frattempo, si incaricherà di questa rimessa. C'è verso Morson, lasciato solo. Ottima questa intuizione di Gergely. Ora ancora Sainz però con Sanchez per il numero 20 Mauri, che prova a cercare sul secondo palo un altro degli uomini appena entrati per mister Moratelli. Parliamo del numero 26 Magistrelli,
che ha rilevato Matteus, completando quindi la turnazione. È tornato a uscire ora nuovamente Milani, al suo posto. Intanto attenzione il Pordenone con Morson che recupera la sfera, lo ostacola Mauri. Diciamo di Milani che è stato rilevato da Sampaio. Minatel per Gergely, Koren contro Sampaio, si accentra Koren, poi mette sullo fronte opposto per Gergely. Poi questo tentativo di Minatel che si aspettava forse un'avanzata da parte di Koren, che però era rimasto ultimo in copertura. Sampaio la rimessa per i Saints. Cerca di Sanchez, poi sulla pressione rischia di sbagliare qua la formazione milanese. Ancora qui il dai vai fra Mirti e Sanchez. Mirti che in realtà all'anagrafe è Magistrelli, ma ci hanno spiegato che sulla maglia ha il suo soprannome Mirti. Quindi Koren proprio contro di lui, cerca Gergely che viene messo a terra regolarmente secondo l'arbitro da Mauri, pardon. Poi ora lo stesso Mauri perde l'attimo di fronte a Vascello, che rilancia subito in realtà per Minatel in avanti. Minatel contro lo stesso Mauri. Minatel per Stendler, pressato da Sampaio, ancora Minatel all'indietro per Gergely. Koren contro Sampaio, ancora il movimento di Koren a centrarsi, poi la battuta di sinistro sullo stinco di Sanchez. Gergely per Koren ora nuovamente per Stendler. Tutti gli sloveni del Pordenone in campo in questo momento, e proprio da uno sloveno, da Stendler, arriva un grande pericolo per la porta di Solosi, che in spaccata chiude. Ora chiamano il fallo del Pordenone su questa scivolata da parte del numero 10 Sanchez, che a 6,48 si vede sventolare il primo cartellino giallo dell'incontro. Ammonito dunque Sanchez in quello che fra l'altro è anche il primo fallo di una gara fin qui pienamente. Vediamo se uscirà qualcosa di buono per il Pordenone da questa punizione. Di qui si incarica Rock Gergely. Batte dietro per Koren, la botta del numero 9 chiusa in corner dal piede di Pineiro, lo stesso piede che ha sbloccato l'incontro a 2,55. Ora il corner per Minatel. Palla arriva a Gergely in qualche modo. Gergely ha di fronte a sé Sampaio, retrocede però verso Koren. Nuovamente Gergely per Stendler. Ancora Koren contro Matteus, poi cerca in avanti Minatel che perde l'attimo qui sulla girata. C'è sempre Pineiro a fare ottima guardia. Rimessa per il Pordenone con Gergely. Messo al centro per Minatel che di sinistro al volo sparacchia. Si era fatto trovare solo Minatel, non perfetta la sua esecuzione. Per lui che è al momento il miglior marcatore della formazione nero-verde con 5 reti. Ora Gergely chiude il tentativo di ripartenza di Pineiro per i Saints. Sfera rimessa in gioco, sempre alle ricerca di Pineiro, capisce tutto Gergely. Koren per il Pordenone, ora un altro tentativo dalla distanza, ancora una volta murato però dai giocatori in maglia bianca. Koren per Gergely di fronte a sé a Sampaio, si accentra Gergely, poi serie di finte, non riesce a superarlo, è costretto allora a rifugiarsi su Koren
Coren contro Matteus, si allarga sulla destra, allunga il piede però Matteus e guadagna una rimessa laterale sul rimpallo. Pordenone che finora negli 1 contro 1 non è riuscito ad averla meglio. Nel frattempo si riparte da una rimessa per Marco Vascello verso Della Bianca, quindi Zanolin, Della Bianca in avanti per Coren che se la vede all'ultimo, gli è spuntato Pineiro davanti, non aveva visto partire la sfera, rimessa dal fondo quindi per Solosi, proprio su Pineiro, pressato, va indietro per Sampaio che cerca Matteus, difficile questo pallone per il numero 9 che riesce a tenerlo in campo anche grazie a un rimpallo. Sarà rimessa ora per la formazione milanese che vede ora rientrare sul terreno di gioco Marazzi. Sanchez per la rimessa che è deviata, sarà corner, chiama lo schema il numero 10 ospite, vedremo chi cercherà. Qui cerca Matteus ma prima è Minatel arriva per primo che poi manda in avanti Della Bianca, arretrato a sufficienza Matteus per intervenire in copertura ed evitare qualsiasi rischio. Resta però in proiezione offensiva il Pordenone con questa rimessa di Minatel per Coren all'indietro. Coren avanza contro Matteus, vediamo se cerca nuovamente la battuta, trova ancora lo specchio ma trova ancora le mani di Solosi. Attento nuovamente Solosi. Coren che aveva sorpreso in un paio di occasioni, una volta segnando e un'altra propiziando il gol di Della Bianca nel precedente in confronto contro l'LD. Ora è lui a manovrare verso Zanolin ma è anticipato da Sampaio, il numero 19 del Pordenone, senza sfortune, senza esiti negativi per il Pordenone questa offensiva ospite. Riparte ancora la formazione neroverde con Zanolin per Minatel per Coren che manda in avanti la sfera verso Zanolin che fa sportellate con Sampaio, poi è lui a spingerlo commettendo il primo fallo a carico del Pordenone. Evidente qui la spinta del giovane laterale neroverde. 1-1 la conta dei falli quando sono trascorsi 8 minuti e 57 secondi e il parziale, come lo vedete, vede i Saints in avanti per 1-0. Zanolin ora si libera di Sampaio, non però di Matteus che riesce a soffiare la sfera contro, davanti a sé che Coren, poi entra in area, non preciso qui il Pordenone che però riparte. Marazzi ruba la sfera Della Bianca, Matteus contro Vascello ma c'è Zanolin davanti a lui e si arrabbia Capitan Vascello per l'imprecisione dei propri compagni in questo frangente. Prima abbiamo visto il tentativo che non siamo stati a commentare per la velocità del gioco di Sampaio, murato in area dopo esservi, come in questo caso qua, però lasciato completamente solo, e in questo caso qua si divora il raddoppio la formazione ospite che con Sanchez si va vicinissima. Sarà corner con Marazzi, Sampaio all'indietro di tacco per Sanchez, fuori il rasoterra del numero 10. Sarà ancora corner però, chiama un altro schema Sampaio. Nel frattempo il primo arbitro Marco Lupo di Palermo ha qualcosa da dire a Marco Vascello. Nulla di che, solo di sistemare la porta. Corner di Sampaio, sarà nuovamente corner dopo questo nulla di fatto. Ci avviciniamo intanto al giro di boa di questa prima frazione. Ancora corner per i Saints, ancora corner nuovamente per i Saints, terzo consecutivo. Riparte il Pordenone qui, Morson per Della Bianca, Della Bianca conclude, aveva davanti a sé Sanchez,
frettoloso qui il numero 5 del Pordenone nella conclusione piuttosto imprecisa. Non sfrutta questa ripartenza la formazione nero-verde, che però alza il pressing in questo caso qua. Fatica a uscire dalla propria metà campo la formazione milanese ed è costretta all'errore con Sanchez. Resta il Pordenone nella metà campo dei Saints. Stendler, Minatel in avanti per Gurgel, si gira Gurgel, conclude addosso a Sanchez. Minatel a battere questa rimessa per Gurgel, ancora Minatel verso il centro, deviata questa sua palla in mezzo, su il corner dove però non c'è nessun giocatore nero-verde e Marazzi anticipa Gurgel. Ora verso l'area la rimessa, ma è molto attenta la retroguardia ospite. Allora, Minatel ancora per Gurgel, ancora Minatel, siamo in un 2 contro 2 fitto. Stendler in avanti per Gurgel, Gurgel che continua a manovrare, poi conclude, la vede all'ultimo Solosi, è un grande riflesso il suo. Poi c'era Morson appostato nella zona, non è riuscito a cogliere l'attimo. Stendler per Morson, Minatel sull'out di destra davanti a sé a Sampaio, riesce a eluderlo passando la sfera a Gurgel, che deve fronteggiare ora Pineiro. Gurgel lo salta ma fa sportellate poi il numero 14 che gli devia il tentativo di cross. Resta in avanti quindi il Pordenone con questo calcio d'angolo di cui si incaricherà Minatel. Abbiamo passato nel frattempo la metà frazione, 10:44. Ripartono i Saints con Mirti, triangola con Marazzi, ancora il numero 26 che cade qui, libera Morson, ferma il gioco poi il signor Lupo della sezione di Palermo. Si toccava la testa il numero 26, quindi dal regolamento è stato fermato il gioco. Scodella ora la sfera, il secondo arbitro, ancora i Saints che manovrano, recupera però Minatel per Gurgel. Gurgel all'indietro per Koren che avanza sulla sinistra, la finta, il passo verso il centro, Minatel, Koren e Gurgel. Koren ora la conclusione su cui sopraggiunge però Mirti. Quindi Gurgel per Koren, temporeggia il numero 9, poi conclude verso il centro, arriva Stendler ma è contrastato da Milani e si riparte quindi con rimessa dal fondo. Proprio Milani riceve da Solosi, poi il capitano manda sulla sinistra alla ricerca di Sanchez, quindi Mirti che non riesce a sfuggire a Minatel, rimessa per il Pordenone. Stendler per Minatel, poi Gurgel che commette fallo su Sanchez. Saints molto fisici nei contrasti e ora faticano a uscire. Sarà dimessa per Solosi, in avanti per Matteus. Milani non riesce a tenere la sfera Mauri. Minatel per Koren verso Stendler sulla sinistra contro Sanchez. La conclusione è leggermente sporcata secondo Stendler, non secondo l'arbitro che comanda la rimessa dal fondo.
dopo che questa conclusione aveva colto l'esterno della rete. In avanti Solosi verso Milani, controlla Milani, poi perde la sfera e poi commette fallo e riceve il secondo cartellino giallo di giornata, oltre che il secondo fallo in capo alla formazione ospite. (12-18), secondo cartellino giallo combinato in questo caso al capitano dei Saints, Riccardo Milani. Ora Pordenone che avanza, qui c'è Della Bianca verso Koren. Koren che cerca in area Minatel, arriva per primo sulla sfera ma non riesce a imprimerle una direzione verso la porta di Solosi, ma c'è ancora il Pordenone, proprio Minatel. Koren, solito movimento di Koren verso Gurgeli. Gurgeli perde la sfera qui, che viene recuperata da Matteus che salta Minatel, poi però è Vascello a coprire l'uscita, mentre il Pordenone qui protesta per un fallo che effettivamente viene assegnato, quindi per una spinta di Milani su Koren. Terzo fallo segnalato alla formazione meneghina. Minatella ancora per Della Bianca dopo la punizione. Koren anticipato Zanolin da Sanchez che non riesce però a tenere la sfera in gioco. Sempre il Pordenone sulla sfera, quindi Koren verso Minatel. Minatel sull'out di destra, davanti a Semmauri. Riesce in qualche modo a saltarlo, poi cade a terra e riceve un fallo. Segnalato più indietro però il punto dell'infrazione. Quarto fallo dei Saints quando mancano 6 minuti e 49. Dovrà cercare di stare attento qui la formazione di Marzio Moratelli, anche perché ne ha commessi 3 nel giro di meno di un minuto. Qui la battuta senza seguito la punizione Della Bianca, poi questo scavetto di Sanchez verso Milani, troppo avanti però. Vascello per Koren, pressato dallo stesso capitano ospite. Recupera Zanolin che in qualche modo riesce a tenere la sfera, non a servirla adeguatamente però verso Della Bianca, quindi ancora Sainz, ma c'è Zanolin a recuperare nuovamente il pallone facendo sportellate con Milani. Tutto regolare per i direttori di gara. Si prosegue, quindi Sanchez pressato da Della Bianca, il tacco verso Mauri che però non riesce a sua volta a scaricare la sfera su un compagno, quindi ancora Pordenone che ha alzato ora la pressione. Minatel verso Koren, avanza Koren che prova ad accentrarsi, poi si ferma nuovamente, non ha fretta il numero 9, ora gira e c'è un'altra sventola del numero 9 e un'altra grandissima parata di Solosi su questa conclusione, sì dalla distanza ma comunque improvvisa. Minatel per Della Bianca che cerca il piattone verso la porta del numero 4, numero insolito per un portiere, ma di insolito ci ha fatto vedere qualche parata oggi Solosi, in senso positivo ovviamente. Ora ancora Pordenone però riesce a rubare la sfera su questa ripartenza, niente di fatto per i neroverdi. C'è ancora Mirti a mandare la sfera in avanti, cercava un compagno in area, non l'ha trovato per la puntuale chiusura del Pordenone che ora continua a manovrare. Minatel, Koren, solita calma del numero 9 che poi si trasforma improvvisamente, come anche in questo caso, in uno scarico di rabbia quasi. Minatel per Della Bianca, Koren di fronte a sé a Sanchez,
cerca di saltarlo nell'accelerazione, non ce la fa, lo trascina verso l'esterno Sanchez e guadagna una rimessa per i propri compagni. Defilato Solosi, riceve la sfera in avanti per Mauri, quindi il numero 22 Perego al suo primo ingresso in campo. Mauri indietro verso Sanchez, che però è costretto a retrocedere parecchio. Perego, Mauri, tutto di prima verso Mirti, ma capisce tutto il Pordenone. Koren indietro verso Vascello, quindi Zanolin prova a mettere in mezzo Zanolin, ma ci sono solo maglie bianche. Resta però in avanti il Pordenone in questa rimessa laterale di Stendler. Della Bianca, Zanolin, Gergely, spinto qui da Pineiro, che si vede fischiare la quinta infrazione quando sono trascorsi 15 minuti e 27 secondi di questa prima frazione. Chiamato il time out da parte di mister Marco Orbatin, che ora proverà a dire ai suoi di sfruttare questa possibilità che si è venuta a creare. 4:33 al termine, i Saints che hanno già commesso 5 falli e che quindi ora ad ogni ulteriore infrazione si vedranno penalizzare con l'assegnazione di un tiro libero al Pordenone, qualora ovviamente questa sesta, settima, ottava eventuali infrazione dovesse verificarsi. Rifiatano entrambe le squadre. Ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato da poco, che il parziale è stato sbloccato dai Saints Milano con Pineiro a 2:55. Avvio dunque a freddo degli ospiti, che sono passati a condurre con una botta imprendibile sotto l'incrocio del numero 14, una fucilata inarrivabile per Capitan Marco Vascello. Rieccoci in campo dopo il time out con questa punizione dalla 3/4 circa della metacampo ospite. Sistema la barriera Norbert Solosi. Vediamo la partenza di Minatel, che cerca la porta e il tocco di Gergely, che ha provato a sorprendere, troppo morbido però per essere realmente problematico. Ancora Pordenone però con Della Bianca, Stendler verso Minatel ancora verso Stendler, non può toccare la sfera a Vascello. Della Bianca, murato in questo tentativo di lancio da Marazzi. Ora sì che può toccarla Vascello e la tocca in avanti verso Gergely, anticipato da Pineiro. Dappertutto il numero 14 dei Saints. Ora rimessa di Stendler per Gergely, pressato da Sampaio, che gli ruba la sfera e prova ad avanzare. Va all'indietro però verso Pineiro, qui pericolosissimo questo passaggio del numero 8 centrale all'indietro, quasi verso la porta. Andata bene ai Saints, che ne è uscito solo un calcio d'angolo per il Pordenone, calcio d'angolo da cui prova Della Bianca a colpire, murato da Marazzi, pardon, scusate, siamo caduti nel gioco di parole. Ancora in avanti il Pordenone quando mancano 3 minuti e 37 in questa prima frazione. 5 i falli combinati ai Saints, quindi che dovranno stare attenti. Vediamo infatti non affondare il tackle la formazione ospite. Stendler ora prova a concludere, ribattuto da Perego. Morson per Gergely, ancora Morson che avanza, viene fermato da Marazzi, che ora
riceve la sfera da Mirti, ma la riceve fuori dalla linea di fondo. Corner quindi per il Pordenone, un po' impreciso nel fraseggio in queste battute il Saints Milano. Della Bianca ora sparacchia ed è di Moratelli il time out in questa occasione. Chiama la calma ai suoi, ha voluto rischiare, ha voluto, come dire, fermare un attimo il gioco dopo il secondo errore in disimpegno della propria retroguardia, il tecnico milanese. Mentre Marco Orvating ora sta caricando i suoi alla ricerca di un qualcosa che possa portare al riposo senza lo svantaggio. Sarebbe la prima volta in questa stagione che il Pordenone sarebbe per la prima volta per il Pordenone un eventuale parziale negativo. Per la verità sarebbe anche la prima volta per un parziale non positivo, visto che finora all'intervallo il Pordenone è sempre andato negli spogliatoi in vantaggio. Marazzi a sinistra, fermato da Zanolin. Di Pineiro ora la battuta di questa rimessa, la alza verso Marazzi, che però non riesce ovviamente a controllare un pallone così, quindi Vascello riparte da Koren, riparte dal basso, quindi Stendler sporcato il suo passaggio in avanti verso Gurgele. Koren avanza con calma, quindi Gurgele ancora verso Koren con la sua solita andatura. Ora accelera con questo tentativo di conclusione e lì Perego però e lo mura, quindi Minatel ancora per Koren. Stendler, Koren di prima verso Gurgele, cerca Stendler sulla sinistra, davanti a sé a Pineiro, il numero 11, bravissimo, il numero 14 nel portarlo sull'esterno e quindi regalare la sfera al proprio estremo. Si riparte da Matteus sulla pressione però di Zanolin, qua rischia di sbagliare, lo fa ma riesce comunque a mettere una pezza. Koren poi qua pressato da Marazzi, ne esce bene servendo Gurgele. 2 minuti al termine della prima frazione. Gurgele retrocede verso Koren, difficile questo pallone di Koren per Stendler, si arrabbia con se stesso il numero 9 nero-verde, mentre ripartirà da una rimessa laterale di Perego l'offensiva dei Saints, quindi non preciso questo pallone di, attenzione alla girata di Stendler in area, Solosi che rimedia all'imprecisione in disimpegno precedente, che sembrava poter aver toccato il soffitto del Palaflora. Ancora Pordenone con Stendler, Gurgele di prima per Koren, c'è solo sulla destra Zanolin, ma è pronto Perego ad andare avanti, quindi la conclusione di Koren ribattuta da Matteus che cerca subito rimessa al centro per Gurgele e qui è grandissima la parata da parte di Solosi che riceve la sfera, probabilmente, anzi si tocca la pancia, una pallonata ma era stata superlativa la sua uscita. Poi fuori la conclusione di Stendler, la porta pressoché sguarnita. Possiamo dire una gara equilibratissima, con forse qualche occasione in più anche per il Pordenone in realtà, ma si vince e si perde tutti assieme e quindi i Saints stanno vincendo anche grazie al loro portiere. Qui è stato invece Sanchez a chiudere in corner nuovamente. Koren, la conclusione da distanza, c'è Perego però a fermarlo.
Un minuto e poco più al termine di questa prima frazione. Koren verso Minatel, Stendler deve accelerare qui il Pordenone se vuole provare a cavare qualche ragno dal buco di questa prima frazione. Minatel verso Gergely, ancora Minatel, ancora Gergely, Koren, 43 al termine, la conclusione di Koren, ribattuta apparentemente da Minatel, rimessa per la formazione nero-verde, che sicuramente ha prodotto abbastanza gioco da poter venire al pareggio. Davanti a sé però ha trovato un ottimo Solosi, che ora non è nemmeno chiamato all'intervento da questo sinistro di Stendel sull'esterno della rete. È richiamato però dall'arbitro a velocizzare la battuta. Lo fa cercando in avanti Marazzi, trovandolo anche, poi Matteus riceve la sfera, pressato da Koren. 22 al termine della prima frazione, quasi un corner per Matteus, dietro verso Sanchez, ma c'è Gergely lì, riparte Pordenone. 18 al termine, Minatel, sono tutti indietro per ora i giocatori dei Saints. Vediamo se proverà a accelerare in questa finale frazione il Pordenone. Gergely, ancora Gergely, la sfera a Koren che deve provare a tirare, lo fa ma trova Perego. 3 secondi, si chiude probabilmente così, si chiudono probabilmente così questi primi 20 minuti. No, c'è ancora tempo per un'altra conclusione di Koren, chiusa e spaccata da Solosi. Ora davvero in questi 7 decimi è inverosimile che accada qualcosa, e così è in effetti, non accade nulla in questi 7 decimi che mancavano sulla rimessa di Koren. Prima frazione che si conclude dunque con una forbice piccolissima di una rete sola, messa a segno a 2,55 con una gran conclusione sotto l'incrocio di Pineiro. 0-1 quindi il parziale, a fra poco per la ripresa.
Ben ritrovati dal Palaflora per questo secondo tempo della sfida fra Pordenone e Saints Milano, sfida che vede i Saints in avanti di un gol grazie a Pineiro, che a 2,55 dalla prima frazione ha sbloccato l'incontro. E appena era entrato in campo il quintetto milanese, il Pordenone era rientrato ben prima. Evidentemente mister Marco Orvatin voleva tenere caldi i suoi, voleva evitare di ripetere quello che è successo nelle precedenti occasioni in cui il Pordenone ha sempre subito gol all'inizio della ripresa, per la prima volta sabato scorso senza passare in svantaggio. Vedremo cosa accadrà in questo caso. Siamo ripartiti nel frattempo. Sampaio, Matteus centralmente prova a concludere, fuori il suo tentativo. Ripartirà quindi il Pordenone con Vascello. Perde palla Koren qui, Sampaio però consegna la sfera proprio al numero 9. Poi Grgel, di esperienza con i suoi 43 anni, guadagna una rimessa che può far avanzare i suoi, ed è lui a ricevere la sfera qui. Mette a sedere Pineiro, poi c'è Sampaio a metterlo a terra irregolarmente. Riprende la conta dei falli dopo 30 secondi per i Saints Milano, che nel primo tempo erano riusciti ad accumularne 5 entro 15 minuti e 27 secondi. Poi per tutti i 4,33 rimanenti non hanno commesso nessuna infrazione. Ora dopo 30 secondi si riapre il conto. 0-1 i falli, come 0-1 è il parziale. Lunga qui la rincorsa di Koren per questa rimessa che potrebbe tradursi in una conclusione diretta. È così, e tuttavia la battuta è da dimenticare. Solo oggi per Matteus. Sampaio verso Pineiro, che rilancia in avanti verso Marazzi, ma c'è Grgel su quella doga. Poi tocca male il numero 6, regalando quindi la rimessa ai Saints. Marazzi per Pineiro, che scheggia la parte alta della traversa con questo tentativo deviato. Sarà corner di cui si incarica lo stesso numero 14. Indietro verso Marazzi, non impatta sulla sfera, quindi è Della Bianca a provare a mandare in avanti, ma è direttamente in fallo laterale. Fallo laterale di cui si incarica ora Sampaio. Qui nel frattempo un piccolo siparietto con mister Marco Orvatin, che ha colpito l'arbitro nel riconsegnare la sfera agli avversari. Matteus si gira sulla chiusura però di Della Bianca. Ancora Sampaio sul fallo laterale verso Marazzi ancora per Sampaio, quindi Marazzi prova a seguire nuovamente Sampaio nel triangolo, non lo trova invece una rimessa dal fondo del Pordenone già battuta. Minatel addosso a Marazzi, che però non vede più la sfera, quindi ancora il Pordenone. Male qui però l'assistenza di Koren verso il numero 10 del Pordenone. Rimessa laterale per i Saints. Capitan Milani sulla sfera verso Pineiro. Sampaio che lascia sfilare la sfera verso Matteus. Ancora Sampaio, ancora Matteus. Salta Minatel, poi mette in mezzo Matteus. Non c'è nessuno però in quel punto. Ancora Saints alla manovra. Matteus contro Della Bianca. Salta Della Bianca, non però Grgel. Poi cade Matteus in qualche modo sulla spinta, secondo il secondo direttore di gara Gianluigi Squilletti, di Della Bianca, che chiede spiegazioni al direttore di gara. Pari dunque nel conto dei falli, 1-1. Riprendono intanto le rotazioni per mister Massimo Rattelli. Entra Mirti alias Lorenzo Magistrelli.
Vediamo cosa penserà Pineiro da questa punizione. Serve il numero 15 Milani, che di sinistro sorprende tutti infilando la sfera alle spalle di Vascello. 2-0 il parziale. 1 minuto e 33 secondi, ancora prima rispetto alla prima frazione ha colpito il Sainz Milano con il proprio capitano, quasi un eponimo, considerato che il suo nome è proprio Milani. 2-0, quindi che Pordenone però che intanto rischia di andare vicino al 2-1 con questo pallone messo in mezzo da Koren, senza però trovare proseliti. Continua dunque la maledizione di inizio e ripresa per il Pordenone, che comincia sempre subendo. C'è sempre lo zampino di Pineiro in queste marcature dei Saints. Pineiro che resta fra l'altro capocannoniere della formazione ospite di questo incontro, essendo salito a 4 reti. Un ruolino oggi impreziosito dall'assist per Milani. Qui chiama un fallo Gergele, che stoppa di petto, poi però trova di fronte a sé Sanchez a chiuderlo. Tutto regolare secondo la terna. Qui Milani cerca il sombrero su Koren, troppo alto però il numero 9 per essere superato così da distanza ravvicinata. Cambio di Bessa quindi, che concede al Pordenone una proiezione offensiva. Koren per Minatel contro Sampaio, non riesce a fermare la sfera a Gergele. Nel frattempo l'arbitro Squilletti di Campobasso ferma il gioco perché si sono accese scintille fra Gergele e Sanchez dopo il precedente contrasto. Ora nuovamente hanno avuto qualcosa da dirsi il numero 6 del Pordenone, il numero 10 dei Sainz Milano. Ha preferito il signor Squilletti inibire ogni possibile ulteriore sviluppo. Stretta di mano e si riparte come prima. Si riparte col Pordenone che prova ora con Zanolin sulla sinistra ad andare avanti. Cambio di gioco per Minatel, che però guadagna al centro. Nuovamente a sinistra siamo con Koren contro Mirti. La conclusione del numero 9 ribattuta dallo stesso numero 26. Ora ha scoperto il Pordenone, anzi no, fa copertura il giovane Zanolin. Koren, ancora Zanolin, che conclude in una maniera un po' sporca, insidiosa. Le mani di Solosi evitano ulteriori pericoli per i Saints. Koren con calma si accentra e conclude, ma è ancora lo stesso copione di prima, con Mirti a ribattere. E ancora come prima, e nuovamente Koren a prendere la sfera e a fronteggiare il numero 26 ospite. Ora Minatel, chiuso da Sampaio, e ha il vantaggio però Minatel, che scarica su Vascello, lungo verso Stendler, che capisce un po' in ritardo le intenzioni del proprio capitano, facilitando così l'uscita fuori dai pali di piede di Solosi. C'è ancora Pordenone però in offensiva. Un calcio d'angolo esce da questa nello specifico. Chiama lo schema Stendler. Scavetto verso Koren, che prova a concludere e ancora una volta trova le mani di Solosi, che esulta come se avesse fatto gol. Lui che più volte ha salvato la porta locale e ospite, nella prima frazione.
Ora recupera sfera il Pordenone, fischiato però un fallo a Stender che entra nel listone dei cattivi. Listone si fa per dire visto che è il terzo. Quattro minuti e un secondo. C'è del giallo anche fra le file del Pordenone con la munizione di Tilen Stendler. Secondo fallo per il Pordenone che ora conduce nel parziale sbagliato, quello delle infrazioni. Su quello invece giusto, tra virgolette, ovvero quello del risultato, sono i Saints a continuare a condurre. Ora si accende questo incontro con batti-ribatti a centrocampo. Matteus nel frattempo prova a impostare l'offensiva dei Saints, salta Minatel, ha davanti a sé Koren, il piede poi di Vascello chiude lo specchio. Ancora Matteus però, contrastato da Koren, si gira, raso terra, fuori non di molto. Può ripartire il Pordenone con Zanolin. Zanolin al piccolo trotto verso Koren all'indietro. Quindi è Koren a emularlo nell'andatura. Stendler si gira, è chiuso da Sampaio. Precise e ravvicinate le marcature dei Saints che in numerose occasioni hanno ribattuto i tentativi del Pordenone, tentativi che ora, ai quali ora ascriviamo anche questo palo di Koren. Quando non sono arrivate le mani dell'estremo dei Saints, in questo caso è arrivato il palo. Ora Sampaio prova a uscire per i Saints, scarica su Perego che, pardon, non era Perego, era Claps che inizia il proprio minutaggio in questo incontro. Sono entrati tutti i giocatori dei Saints Milano, se escludiamo il secondo portiere Capelli. Ora Ghergele proprio contro Claps, mette in mezzo, troppe le maglie bianche oltre a quella rossa di Solosi a chiudere. Avanza per ora il Pordenone, ancora con Ghergele, ancora contro Claps. Ghergele lo salta e conclude, ma c'è il piede su assieme a quello di Sampaio a fermare l'occasione. Ghergele per Della Bianca che prova a battere, trova però i piedi di Stendler. Dicevamo di una retroguardia dei Saints molto attenta nelle chiusure sulle conclusioni dalla distanza. Quando sono passate tendenzialmente ha risposto presente Solosi. In altre occasioni invece sono stati proprio gli attaccanti del Pordenone a fermare involontariamente, chiaro. Ghergele verso Stendler, c'è però in anticipo Marazzi che ora avanza indietro verso Matteus, rallenta quindi l'offensiva dei Saints. Ora Claps, pardon, era Sanchez, ora c'è Claps saltato da Morson che però non riesce a tenere in campo la sfera. Sarà del numero 23 la rimessa in gioco. Ora Stendler al campo davanti a sé, il tacco verso Ghergele. Ghergele contro Matteus in orizzontale per Della Bianca, quindi Morson riesce appena in tempo a servire nuovamente Della Bianca, ancora Morson sulla sfera. Stendler prova a chiudere il triangolo con Morson, c'è però Marazzi per la ripartenza dei Saints, così come c'è Ghergele per chiuderla. Ora Della Bianca, bella l'imbucata, conclude Della Bianca, non riesce a la sfera, la soffia di nuovo, Morsoni litiga col pallone, poi dopo è di Marazzi il tocco che vanifica tutto. Ha perso l'attimo qui
il classe 2007 del Pordenone. Nuovamente una conclusione dalla distanza per i neroverdi, nuovamente le mani di Solosi. Poi sono i 2007, oggi vanno gli auguri a Nicolò Bigaran, che diventa maggiorenne, che siede in panchina con il numero 20. Morson in avanti, squadre lunghe, tira ma trova Sanchez, ancora lì siamo, però ne escono i Saints con Claps, Marazzi, 2 contro 2, sopraggiunge nel frattempo il resto della formazione neroverde, ma non ce n'è bisogno perché è fuori la conclusione di Marazzi. Gergele, Koren, con calma, poi l'accelerazione della conclusione alta. Si riparte da Solosi verso Mirti, che salta Minatel, salta anche Gergele, ma è out la sfera, rimessa sua comunque, o meglio per la sua squadra, con Pineiro rientrato nel frattempo sul punto di battuta. Sfera fra le braccia di Vascello, palla in avanti verso Della Bianca, che fa sportellate con Perego, ed è il numero 22, la chiusura, la sfera però è nero-verde. Koren con incontro Marazzi, prova anche qui a vibrare un'offensiva, una conclusione dalla distanza, non raccoglie altro che un corner, l'ennesimo corner di questo incontro. Dalla lunetta Rock Gergele, velo di Minatel, ancora Koren con un tentativo di potenza, ma ci sono sempre i giocatori dai Saints davanti a lui. Gergele contro il numero 22 Perego, classe 2006, abbiamo citato i 2007 del Pordenone, ma ci sono anche diversi prodotti del vivaio. Nel frattempo Koren in questo caso qua trova nuovamente la via della porta, senza però inquadrarla per davvero. Dicevamo dei classe 2006 del Pordenone che hanno ricevuto un ampio minutaggio anche oggi. Mirti, Lorenzo Magistrelli, assieme al Perego che poco fa citavamo, Gilberto Perego. Minatel cerca e trova Gergele, nuovamente Minatel che mette in mezzo, però non c'è nessuno. Era stato bello questo dai e vai fra i due giocatori. Sbaglia la rimessa qui il numero 22 Perego. Koren verso Gergele, sulla destra per Minatel. Minatel contro Pineiro, si accetta Minatel e trova una spaccata superlativa di Solosi, che ancora una volta nega la via del gol al Pordenone. Minatel il suo corner verso Gergele. Gergele, siamo lontani dalla porta. Nulla di fatto ancora una volta per il Pordenone. Koren, ribattuto da Perego. È sempre lo stesso il duo che si fronteggia. Minatel ora nuovamente verso Koren. Gergele ancora per Koren, che ora sfugge a Perego e conclude e trova l'1-2 con cui si riapre la contesa. 9:39, si sblocca il Pordenone con un siluro. Il
secondo consecutivo dopo quello che aveva lanciato sul 3-2 nel precedente confronto contro l'LD di Koren. Riaccese dunque le speranze di rimonta per il Pordenone, che ora con Koren ha visto aumentare le possibilità di risalita. Nel frattempo chiedono il fallo i giocatori del Pordenone, si continua a giocare, lo chiedono anche i giocatori del Milano, ma si continua ancora a giocare. Ora c'è solo Della Bianca contro Solosi, viene strascinato regolarmente secondo i direttori di gara dal numero 22 Perego. Ha ammonito nel frattempo il vice allenatore dei neroverdi Giovanni Doria per le proteste dopo questa occasione per il Pordenone. Era solo davanti a Solosi il numero 5, contrastato regolarmente secondo il duo arbitrale da Perego. Minatella avanti sul Pordenone, che ha trovato coraggio, riacceso anche dalla polemica appena incassata. Qualche brivido per i Saints Milano, che sembravano condurre un incontro stregato per i neroverdi, che ora sono nuovamente in partita. Finalmente ora con Minatelle trovano un altro legno. Sostenuti dai propri sostenitori, ovviamente, se non da loro, da chi? I giocatori del Pordenone stanno cercando di risalire. Mancano 9 minuti e 3 secondi. Gara dai tanti legni, ricordiamo quelli di Matteus e Marazzi, se non ricordiamo male, nella prima frazione per i Saints. Ora i due invece di Koren e Minatelli in questa ripresa per il Pordenone, che ora ci prova con Zanolin, chiuso da Milani, che serve Matteus, e ora mette davanti alla porta il numero 14 Pineiro, e ci pensa Vascello qui a salvare, esaltandosi, la formazione neroverde. Corner per i Saints. Pineiro fa scorrere troppo il tempo, però fiscale il signor Marco Lupo della sezione di Palermo. Abbiamo visto spesso dei fischietti isolani qui al Palaflora, sia dalla Sardegna che dalla Sicilia, in questi primi incontri interni. Il terzo per il Pordenone, che è al secondo consecutivo fra le mura amiche, e contava di poterne disporre in maniera molto più facile di quanto sta facendo ora, in un parziale che lo vede sotto per 2-1 quando mancano 8 minuti e 22 secondi. Due i falli del Pordenone contro il solo dei Saints. Ora telefonato questo rinvio di Vascello, un po' meno quello di Solosi, che cerca Milani, sbaglia l'impatto, chiede scusa il capitano, che si è speso molto in questa partita e il cui gol, fra l'altro, garantisce al momento il vantaggio. Fallo di secondi ancora una volta per i Saints.
quindi riparte il Pordenone con Minatel ora. Zanolin, ancora Minatel, in avanti in parallela verso Stendler che retrocede, cerca e trova Gergely, pressato da Milani, ancora Stendler, Gergely pressato da Milani, cerca Stendler, parte un po' in ritardo però il numero 11. Rientra nel frattempo Koren. Pineiro, chiuso il suo pallone in mezzo da Gergely, e poi ora è ancora però la formazione milanese a provare a impostare, fuori però il tentativo di Sampaio. Gergely verso Minatel, per Koren verso Gergely, fronteggiato da Milani, temporeggia il numero 6, poi serve Koren che prova a battere trovando il ginocchio in chiusura di Matteus. Ancora il duello Gergely-Milani, ancora Koren contro Matteus, il tentativo di sinistro di Koren verso la porta, cominciano ad aprirsi un po' le maglie dei Saints, deve aggiustare però la mira Koren se vuole riequilibrare la contesa per il Pordenone. Non arriva Sampaio su questo pallone in avanti di Sorosi. Parte il Pordenone, Stendler, spalle alla porta, siamo vicino all'area, si gira sinistro, chiuso da Marazzi in corner. Corner che viene battuto in questo istante, palla verso Koren. Koren contro Marazzi, conclude il numero 9 e guadagna l'ennesimo corner. Prova a battere l'Università del Pordenone. Koren per Gergely contro Sampaio. Gergely riesce a saltarlo, serie di finte, poi conclude e non trova fortuna Pordenone, ma poi nel rimpallo Stendler in area con 4 uomini attorno a sé, non riesce a combinare nulla, guadagna una rimessa però il Pordenone qui. Fortunato Koren nel rimpallo, era stato bravo nel intervenire in anticipo, fortunato invece nel rimpallo, quindi Della Bianca. Stendler pressato da Matteus, riesce a servire nuovamente il numero 5 Koren contro Sanchez, prova a saltarlo, lo chiude Sanchez di esperienza, ancora Koren, c'è il piede di Marazzi a salvare Solosi che comunque pareva essere sul pezzo. Koren verso Stendler, pressato da Sanchez, fischiato un fallo qui per il Pordenone, protestano i giocatori della panchina nero-verde. Koren verso Minatel, un pallone in avanti verso il niente se non Solosi. Ripartono i Saints con Sampaio ora, Sampaio verso Sanchez che non accelera l'azione, ancora Sampaio, ancora Sanchez verso Marazzi, attento qui il quintetto meneghino, prova poi Matteus a lanciare in avanti il numero 24, copre Stendler la sfera che esce, Minatel, Della Bianca, Minatel verso Zanolin che prova a cercare Minatel, non lo trova, è anticipato, ma siamo sempre con la sfera in possesso dei neroverdi. Koren contro Marazzi, accelera e conclude, la sfera è bloccata dal numero 4 Solosi, facile in questo caso l'intervento. Ripartono i Saints quando mancano 4,54. Sampaio, il tacco verso Marazzi, ora Della Bianca che non si intende bene con Vascello che evita in spaccata il corner, consegnando invece una rimessa. Time out chiamato dai Saints Milano, ne approfittiamo per rifiatare un po' anche noi. Vedremo se mister Marco Orvatin proverà
a cercare la via del portiere di movimento. Termina il time out, rientrano sul parquet le squadre. Eravamo rimasti con una rimessa in zona offensiva per i Saints Milano. L'arbitro invita a riprendere rapidamente il gioco. Sanchez sulla battuta, cerca Matteus, prova a tenere la sfera al numero 9. Ancora Sanchez verso Marazzi, Marazzi verso Matteus, scarica su Sanchez, quindi sulla destra per Sampaio. Ancora Sanchez, Marazzi chiuso da Della Bianca. e 25 al termine della contesa, 2-1 per i Saints Milano, 2-2 la conta dei falli invece. Matteus verso Sampaio, avanza il Pordenone in pressing, qua Della Bianca con Sanchez che conclude, alto, un tiro che serve solo a far compiere uno scatto a vascello per recuperare la sfera. Della Bianca, Minatel, Koren avanti verso Gergely, chiuso lateralmente da Pineiro che sostiene di non aver toccato la sfera, rimessa per il Pordenone. Comunque Minatel, Koren, Minatel ancora, contro di sé Sampaio, si retrocede nuovamente verso Koren che si confronta con Marazzi, prova il solito movimento verso il centro, si allunga la sua maglia regolarmente secondo il direttore di gara, quantomeno non abbastanza da poter ravvisare una infrazione. Sarà comunque un corner per il Pordenone con Minatel sulla battuta verso Gergely. Che cosa ha parato in questo Carosolosi, una grandissima parata del numero 4 su Gergely. Pordenone vicinissimo al colpo del 2-2 col suo uomo più esperto, Gergely, classe 1982. Ed è lui ora a impostare l'azione con Minatel, ancora Gergely, cerca nuovamente il numero 10 ma è lunga la sfera, cala fisiologicamente un po' la lucidità di entrambe le squadre. 3:23 al termine, ora Solosi esce ma è costretto a sparacchiare per evitare danni visto che era fuori dai pali. Della Bianca, Minatel, passato da Sampaio, scarica nuovamente su Della Bianca, poi Gergely che cerca Koren, sorpreso però, sarà corner per i Saints. Sampaio alla conclusione, rischioso, ha rischiato parecchio qui il Pordenone che ora riparte da Minatel. Koren sfugge a Milani e serve Gergely, ancora Koren. 2:48 al termine, deve accelerare il Pordenone se vuole combinare qualcosa di sufficiente per avere il pareggio, soprattutto non deve perdere i palloni che il Saints è bravissimo a recuperare.
salvo poi riperderli come in questo caso qua su Minatel. Gergely pressato da Pineiro, avanza il Pordenone qui, ora la sfera fissa della Bianca. Tanti palloni sporcati in questa fase dell'incontro. Vascello prova a mandare in avanti verso ancora il numero 5 che è anticipato da Matteus. Palla finisce su Lamellari a copertura del Palaflora, rimessa quindi per il Pordenone. Minatel per Gergely, Gergely ancora per Minatel, ancora Gergely che si gira e prova, numeri qui del numero 6, ma c'è ancora Solosi a quanto pare, o un suo compagno a sporcare quanto basta questo pallone. Aveva la porta spalancata Gergely, ora sbaglia però il corner, per fortuna sua e del Pordenone. Poi dopo è troppo precipitoso il Saints, sono troppo precipitosi i Saints. Rimessa per il Pordenone, 1,56 al termine, provano i sostenitori neroverdi a caricare il proprio quintetto. Stendler conclude e segna, sfera deviata da Matteus. 18 e 12, si riequilibra la contesa, esplode il Palaflora neroverde, ricco di neroverde, considerato che prima dell'incontro c'è stata la presentazione di tutto il settore giovanile, quindi c'è tutto il settore giovanile a gioire per questa conclusione di Tilen Stendler, che complice una deviazione, se non abbiamo visto errato, di Matteus, ha eluso la parata di Solosi. 2-2 quindi, 1,48 ancora da giocare, tutto da rifare per i Saints Milano, che hanno ora davanti a sé lo spettro del quarto pareggio consecutivo. Siamo ancora comunque nella tre quarti dei Saints, quindi ancora il Pordenone a manovrare alla ricerca di un sorpasso. Minatel ora verso il centro, Gergely ancora Minatel, non passa la sfera. Stendler, l'autore del pareggio, seppur propiziato una deviazione, finta il tiro, scarica verso Koren, chiuso Koren da Marazzi, pulito l'intervento sul pallone. Ancora Koren, Koren che accelera, prova a concludere, c'è Sampaio a deviare. Dicevamo della tempestività dei Saints nel chiudere le conclusioni dalla distanza, era stato tempestivo nella deviazione, anche in questo caso Matteus, tuttavia non è bastata la deviazione, anzi ha peggiorato la situazione, regalando così al numero 11 sloveno la propria quarta marcatura stagionale. Rimessa per il Pordenone con Minatel verso Koren. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette. Gergely, Koren contro Marazzi, prova la conclusione, ma c'è il numero 24 a chiuderlo, poi recupera il numero 9, riesce anche a concludere, facile però la parata per Solosi. Ancora Pordenone, 34 secondi al termine, Stendler conclude, è chiusa da Sampaio, sarà un corner verso Gergely. Koren, 24 secondi, Minatel in area, prova a sfuggire, sono troppe le maglie bianche, però ancora rimessa per il Pordenone, 19 secondi al termine, chiama il time out mister Vatin. Vedremo se
tecnico neroverde proverà a far uscire dal cilindro di questi ultimi 19 secondi il pallone del possibile 3-2. In difficoltà in questi ultimi minuti invece i Saints, che continuano a difendersi ordinatamente ma non riescono più a impostare un'offensiva vera e propria. Loro che avevano dimostrato un discreto cinismo nel portarsi sul 2-0 grazie a Pineiro a 2,55 da prima frazione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, raddoppiando poi con Milani a 1,33 sugli sviluppi invece di un calcio di punizione. Ci ha pensato poi Koren a 9,39 della ripresa a dimezzare il divario, con Stendler a 18,12 che con una deviazione ha poi impattato il pareggio. Nel frattempo gli arbitri, qualche lamentela da parte del duo arbitrale perché il Pordenone tardava la ripartenza dopo questo time out. Ha dovuto suonare per 2 volte la sirena il cronometrista, il signor Andrea Gobbo, di sezione di Mestre. Koren verso Stendler, ancora Koren contro Milani, prova a centrarsi, la finta, poi la conclusione del sinistro ribattuta da Sampaio. 9 secondi al termine. Stendler verso Minatel, c'è Milani però prima un po' spintonato, la sfera esce. 5 secondi e 6 decimi. Vediamo se cercherà una conclusione il Pordenone con Koren. Conclude ora, chiude Milani e si è ormai alla sirena. Si conclude quindi sul 2-2 questo confronto che ha visto nelle battute finali il Pordenone più in palla rispetto ai Saints, che con cinismo, dicevamo, nella prima frazione avevano sbloccato l'incontro, raddoppiando quindi l'avvio di ripresa. Quindi il ritorno della formazione nero-verde in rimonta a impattare questo incontro e a mantenere così l'imbattibilità propria e altrui, in questo caso per i Saints Milano. 4 pareggi consecutivi, pareggio che non è uno dei risultati più consoni consueti nel futsal. Ebbene, per 4 volte i Saints l'hanno trovato in questa stagione. Secondo pareggio invece per il Pordenone, che dopo quello in avvio con il Real Fabrica di Roma, un pareggio che costa ai neroverdi la discesa dal primo posto. Al momento restano comunque sul secondo gradino i neroverdi. Curiosità in conclusione: questo pareggio tiene anche equilibrata la bilancia dei precedenti, che vede 2 vittorie neroverdi, 2 vittorie milanesi e da oggi 3 pareggi. E mentre le immagini seguono i giocatori del Pordenone che vanno a ringraziare i propri sostenitori, noi vi ringraziamo per essere stati con noi quest'oggi e aver seguito con noi questa diretta che, ribadiamo, ha visto il Pordenone impattare per 2-2 con i Saints Milano. Grazie a tutti, buon fine settimana e buon futsal.